Dai Corrado! Dopo Olivieri e Chiapparino, per il ring A si preparano Mezzacapo e Patruno, che erano per il 39esimo del ring B, ma li spostiamo. Dopo Olivieri e Chiapparino sul ring A, Mezzacapo e Patruno. Dai, Mauro resta qua. Sì, perché siamo via. Quindi mi raccomando, anche Battaglione e Morgano, insomma gli ultimi 4 match tenetevi pronti perché eravate sul B, ma dato che l'A ha finito prima ci stiamo un po' smissando. Dai Corrado! Vai Corrado! Cazzapeste e Pausini sono pronti nel frattempo? Perché devono salire, dopo di loro. Attendiamo il verdetto nel frattempo tra Bertini e Gucciardi. Tenemos nell'angolo rojo el boxeador de mi papá, Sì, esatto. continuamos con boxeo live box, que se pueden saltar los golpes aquí en la telecómica. Hai mangiato? Puoi andare a preparare Puoi andare a preparare Mauri. Sul campeletto va anche il trio. Va anche il trio Corrado. Corrado gira. Allora andiamo al verdetto, vince i punti all'angolo rosso Bertini Luca. Nessuno me l'ha fatta togliere. Me l'ha fatta togliere lei, Io non sto correndo più. Ma adesso sta qua? Enzi! Nel frattempo vorrei chiedere, perché abbiamo riscontrato qualche problemino, ma Morgano e Bulla ci sono? Sono pronti per combattere adesso se fosse? Morgano e Bulla, se fate una chiamata veloce, perché il tecnico è impegnato per i ragazzi. Tu sei Morgano o Bulla? Morgano e Bulla, tutti e due? Ah, fantastico, allora combattete ora sul ring B, via! Aspetta, allora dopo andiamo a vedere qua, dai. Ah, ok. Ecco, perché sennò abbiamo i tecnici impegnati in quell'altro ring, è un disastro, quindi anticipiamo Morgano e Bulla. Morgano all'angolo rosso e Bulla all'angolo blu. Ci scusiamo per questi piccoli imprevisti, però visto che ci siete. Morgano Vittorio della Vesuviana all'angolo rosso e Bulla Stefano della Box San Michele all'angolo blu, categoria dei più 85 kg. Appena finisce questo ci spostiamo appunto di là. Non toccare. Quindi praticamente diciamo la prendo io Porta 3 colpi, senza portare dai colpi, non ti dico di andare al serio, ma porta! E porta anche di tutto qua. Bene. Allora ci mettiamo sotto il tendone. Bene. Cos'è medaglia? No, devo fare qua. Fare dai quarti. Ah, quindi un terzo o 4, ma si fa tante quattro si fa? No, però se Morgano c'è, Morgano? Ce l'abbiamo, sì, è pronto, perfetto, puoi salire.
Allora, non abbiamo saltato i match, adesso vi spieghiamo. Avevamo chiamato Cattafesta e Pausini, no, lo spieghiamo perché anche i pugili non l'avevano capito, quindi lo rispiego. Allora, avevamo chiamato Cattafesta e Pausini, infatti anche Pausini ci ha detto, ma perché? Adesso vi spiego. Cattafesta non poteva salire subito qui, perché il suo tecnico è impegnato di là. Quindi siccome c'erano già pronti Morgano e Pulla, abbiamo detto andate là subito, capito? Anche perché sono fatta una certa e tutti hanno fame, vero? Me lo confermate che tutti hanno fame? Avete fame? Ecco, allora ci spieghiamo. Ci scusiamo per questi piccoli imprevisti, però stiamo cercando di accorciare i tempi per non aspettare ulteriormente. Nel frattempo qui siamo pronti. Allora, è terminato nel frattempo il match tra Olivieri Corrado e Chiapparino Francesco, quindi torniamo al verdetto. Vince è verdetto, sì. Al centro, ragazzi, vince i punti all'angolo rosso Olivieri Corrado. Ok, quindi adesso sul ring A commissario Cattafesta e Pausini sul ring A. Perfetto, Cattafesta e Pausini eravate già pronti. Pausini